Ci trasferiamo adesso a Gonno Stramazza, dove sindaco, assessori e consiglieri sono diventati spazzini per ripulire il paese in occasione della festa del santo patrono. Antonio Pintori. A Gonno Stramazza gli amministratori sono diventati spazzini. Problemi burocratici hanno fatto slittare l'avvio dei cantieri per la pulizia di strade e piazze di qualche settimana e allora sindaco, assessori e consiglieri hanno preso in mano scopa e pale e sono scesi in campo per ripulire il centro abitato in vista della festa di mercoledì del patrono San Michele. Hanno iniziato di buon mattino con un messaggio per tutti i cittadini. Il buon senso, la buona volontà e soprattutto il mettersi in prima persona, come dire, a svolgere anche le mansioni più pratiche la vince alla lunga sulla burocrazia e sulle, come dire, impossibilitazioni che arrivano dalla organizzazione magari di un'amministrazione. Vogliamo sensibilizzare la gente oltretutto a dare un'immagine diversa al paese. Non è solamente un discorso politico fare l'amministratore, secondo il mio punto di vista, è anche e soprattutto un impegno sociale. Ma anche la popolazione li ha seguiti, gruppi mobilitati in ogni rione, soddisfatti dell'iniziativa. Ha stimolato anche tante persone perché se uno ci tiene al decoro ambientale deve collaborare. Perché mi piace aiutare anche il comune, che è il comune di tutti. Compartecipare alla pulizia del paese con gli altri cittadini e anche far vedere, dare un esempio ai cittadini di una pulizia per il proprio cittadino.